Un sistema complesso ma estremamente efficace. Accedevano abusivamente alle email utilizzate dalle aziende durante le transazioni commerciali per spiare tutta la corrispondenza e mettere in pratica frodi informatiche nel nord Italia. La polizia postale è riuscita a scoprire il meccanismo denunciando 12 persone, un gruppo criminale composto da cittadini nigeriani. L'indagine è partita da Treviso lo scorso settembre da un'azienda del terziario per il mancato pagamento di alcune fatture emesse nei confronti di una società indonesiana. Le somme frodate per un importo di circa 155.000 euro, invece che finire sul conto corrente della parte offesa, venivano dirottate verso conti correnti aperti appositamente dalla associazione criminale. L'inganno, scoperto dagli specialisti della Polizia Postale di Treviso, è consistito nell'accedere con sofisticate strategie informatiche a un indirizzo di posta elettronica aziendale e dopo un'accurata opera di riprogrammazione delle impostazioni, i cybercriminali si sono sostituiti all'azienda denunciante e al momento del pagamento delle fatture hanno invitato la partner commerciale indonesiana a effettuare i pagamenti su conti correnti bancari appositamente creati per impossessarsi del bottino.